raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo su Magic Online e vai di mazzo modern con la meccanica di compagni, che spieghiamo. Allora, questa meccanica è molto discussa, soprattutto in standard, perché già i mazzi giocabili sono pochi. Con questa meccanica, appunto, ormai giochi, vedi solo 2 o 3 mazzi e basta, sta diventando abbastanza noioso. Io già, insomma, standard odio di mio, così ancora meno. Quindi siamo qua in modern, questo mazzo è comunque tratto da una lista, cioè preso spunto da una lista con qualche cambiamento, però insomma una buona parte è una lista, è di una lista appunto. E, come sapete non sono un pro, cioè, quindi gioco per divertirmi e per collezionare le carte. Lo faccio anche in real, ma su Magic Online è un po' più semplice perché costano un po' meno e comunque ti dà la possibilità veramente di fare mazzi infiniti se, cioè, se non ha la passione di collezionare, questa è veramente una droga. E niente, spieghiamo un po' il mazzo. Allora, intanto, ok, abbiamo il nostro compagno che è qua inside. Molto bene, praticamente il compagno tu puoi giocarlo inside, quindi tu praticamente hai un vantaggio importante perché parti con 7 carte più una che non può essere, tipo non so, se c'è uno scartino tu non puoi rimuoverla, quindi tu parti con 8 carte, questo sicuramente è un vantaggio importante. Qual è il suo malus però? Che praticamente nel mio deck iniziale posso avere permanenti solo con costo di mana 2 o inferiore. Permanenti, ai nostri stregonerie istantanee. È comunque una 3-2 con legame vitale e il suo bonus è che durante il mio turno, se è in campo, posso prendere del cimitero un permanente un costo di mana 2 inferiore e metterlo in campo. È veramente un bonus importante, soprattutto per mazzi così fa molto male. E questo è il compagno. Perfetto. Allora, cominciamo con il mat, cerchiamo di far veloce per quello di giocare. Le terre sempre le stesse, shock, terre basi e così via. Ho messo 2 Fable Passage che posso sacrificarla, mi scelgo una terra base dal mazzo, se ne ho 4 in campo entra anche stappata, quindi molto molto forte. Poi abbiamo Cling to Dust, istantaneo, esilia una carta del cimitero, se è una creatura guadagno 3 punti vita, se non è una creatura pesco una carta e posso giocarla anche con Escape, pago 4, esilio 5 carte dal cimitero e rifaccio appunto la carta. Fatta il push, distruggo una creatura con costo di mana 2 inferiore, se nel mio turno un permanente è lasciato il campo di battaglia, un mio permanente posso distruggere una creatura con 4 inferiore, quindi insomma fortissima sta carta. Poi abbiamo di seppellire, stregoneria, una creatura con costo di mana 3 inferiore ritorna dal cimitero in campo, posso anche ciclarla, al costo di 2 pesco una carta, se chiaramente non mi serve. Questa però è buonissima perché se mi seccano l'Urus me lo riprendo. Poi abbiamo Lava Dart, faccio un danno a qualsiasi bersaglio, posso giocarlo con flashback, però sacrifico una montagna. Poi abbiamo il nostro fulmine, un istantaneo, 3 danni a qualsiasi avversario, a qualsiasi bersaglio. Poi abbiamo la monasteri, eccola qua, una creatura con prodezza e rapidità, 1-2, praticamente prodezza. Quando lancio una magia non creatura prende sempre +1/+1, quindi super super forte. Seal of Fire, mi scrivo sempre per la pronuncia, che chiaramente sapete le pronunce di padrelingua cumendiane. Sacrifico appunto l'incantesimo e faccio 2 danni a qualsiasi bersaglio. Chiaramente se ho in campo l'Urrus posso riprendermelo e rifarlo ancora una volta, perché solo una volta per turno ovviamente posso prendere la carta del cimitero, se no ciao. Soulscar Mage, sempre prodezza. Praticamente questa la spiego un attimo. Quando una fonte da me controllata fa danno non da combattimento a una creatura avversaria, gli do un segnalino -1, -1. Quindi, esempio, ho una creatura con 4-4 in campo, io lancio un fulmine, gli faccio 3 danni, ma diventa -3, quindi una 1-1. Questo è quanto, ragazzi. Eccolo qua. Poi abbiamo il nostro Abbot for Kiral Keep, sempre prodezza. Quando entra in campo gira la prima carta del Grimorio e posso castarla fino alla fine del turno, chiaramente pagando il costo di mana. Poi abbiamo Cloxa, fortissima. Allora, eh, costa un mana rosso o un mana blu, nero. Quando entra in campo la sacrifico a meno che non l'ho giocata con Escape. Ogni qualvolta entra in campo o attacca, l'avversario scarta una carta. Se l'avversario non scarta una terra, una non terra, perde 3 punti vita. Se lo gioco con Escape invece rimane in campo, però devo giocare, non costa più 2 ma costa 4. Scusatemi, e esilio 5 carte dal cimitero. Madonna, spiegare i mazzi è una cosa faticosissima. Poi qua ho messo una carta come indiana, una carta che non è per niente prevista, però io la voglio provare sinceramente che la amo. Isocron Scepter praticamente
Allora, quando entra in campo, costa 2, quando entra in campo, esilio un istantaneo dalla mia mano, con costo 2 o inferiore. Io chiaramente cerco sempre di farlo con fulmine. E praticamente se la prende. Dopo la tappo, pago 2 e praticamente creo sempre una copia della carta esiliata, quindi tipo non so, ehm, ho in campo, ho messo il Scepter con Lightning Bolt, pago 2 e faccio sempre 3 danni, il giorno dopo lo stesso, quindi rimane, ce l'ho sempre in campo, tra virgolette, è chiaro che devo pagare 2, però secondo me è molto buona per questo mazzo, la voglio provare, per il momento mi sta andando molto bene. Ok, poi soprattutto posso sempre riprenderla con l'Urrus, e quindi insomma, chiaramente so in mano sempre fulmine, o comunque cioè questa carta va giocata con fulmine a mio parere, diciamo che è un po' un rischio perché se ho in mano due artefatti però non ho nessun fulmine è un po' un casino, però dai, per il momento non mi sta andando male sinceramente. Poi abbiamo Light Up the Stage, posso giocarla, costa 3 ma se la gioco con spettacolo costa 1, per giocarla con spettacolo il mio avversario deve aver perso un punto vita, esilio 2 carte, posso castarle fino alla fine del turno, le posso giocare insomma, pagando chiaramente il costo di mana. Ok, questo è il mazzo, poi abbiamo Velurus, abbiamo visto, abbiamo 3 Toxiz sono praticamente 3 scartini, perdo 2 punti vita però posso togliergli una carta non terra dalla mano, poi abbiamo Dreadbur, o Dreadbore, lascio sempre a voi la scelta, e distruggo una creatura un Planeswalker, quindi utile se il mio avversario ha veramente tante creature o soprattutto Planeswalker. Poi abbiamo il comando di Colagan, che posso scegliere due di queste quattro opzioni. La prima, una creatura del cimitero mi torna in mano, l'avversario scarta una carta, distruggo un artefatto o faccio 2 danni a qualsiasi bersaglio, quindi molto molto forte. Poi abbiamo Pillage, che distruggo un artefatto o una terra bersaglio e non può essere rigenerata su mazzi per esempio che fanno delle terre non base affidamento tipo Tron, è molto importante. Sto morendo. Relic of Progenitus, se la tappo esilio una carta di un cimitero, se la sacrifico e pago 1 esilio tutte le carte di un cimitero. E poi abbiamo questa che ho voluto mettere, la Creep Incursion, che esilio tutte le creature di un cimitero e guadagno 3 punti vita per ogni carta esiliata. Io direi di partire, così insomma, vediamo un po' questo mazzo. Il nostro compagno e andiamo. Mano non propriamente meravigliosa, ma proviamo a tenerla. Ok, vediamo cosa ci propone il nostro amico. Oh, bella questa, ce l'ho addirittura su un mazzo uccelli. Detta così è un po' brutta, però vabbè, insomma, e comunque intanto ha già qualcosa il porco. Ok, ecco, c'è quello che non ci voleva un'altra terra, molto bene. Ok, mettiamo su schermo. Questa è bella perché se la sacrifica può counterare una magia, se pago uno però chiaramente questo effetto non funziona più. Certo se è tutto volare è un po' una rottura di balls. Tic toc, ok, adesso lui chiaramente attacca perché non è che possa far molto. Io posso distruggerla chiaramente ma non lo faccio anche perché comunque castando Fatal Push la mia creatura comincia a pomparsi. Ok, benissimo, adesso gioco questa. Ok, adesso prende più uno, io anche qua non può counterarla perché ho comunque un mana aperto. Vediamo se... ok. Adesso giochiamo un 2-3, salvo, adesso vediamo se lui ha qualcosa. Può avere tante cose per rimuovermela ovviamente. Tanto, 2 dannetti li abbiamo fatti, più i 2 che si è preso con shock, è già a 16. Adesso vediamo cosa tira fuori dal cilindro il nostro opponent.
No, doppio attacco. Questa non è una cosa bella perché comunque lui ha una difesa e non ho rimozioni in questo momento. Scherzavo, adesso rigiochiamo questa. Pompiamo ancora, cioè chiaramente fino alla fine del turno, quindi non è che si accumulano i segnalini, sarebbe troppo bello. Purtroppo non è così. Ok. Insecchiamo la creatura. Non sembra giocare neutralizza. Ok. Buona partenza buona adesso, dopo, insomma la mano iniziale era proprio devastante, però sono arrivate buone carte. Ricordiamo sempre che abbiamo l'Urrus da poter giocare. Ecco. Questa non è buona perché me la toglie e non posso far molto purtroppo. Un'altra terra, questo sicuramente non è una buona cosa. Ok. Adesso sigilliamo la carta, vediamo cosa c'è. Speriamo non terra. Ah, ok, un bel fulminaccio che però devo fare. Beh, devo farlo per forza. Chiaramente qua si aumenta, diventa un 3-2 ma non ha rapidità, quindi non posso attaccare purtroppo. Ok. Lui ha 9 addirittura, qua se si sciocca vuol dire che ha qualcosa di grosso in mano. Detta così anche questa non suona molto bene. Che insomma scioccare per scioccare, cioè se cioè già 11 va a 9, si sciocca a 4 terre, farà qualcosa, no? Ok, qua è il nostro scettro, ma non possiamo, no, sbagliare, potevo giocare anche l'Urus volendo, ma eh, devo giocarla meglio questa sicuramente. Eh, non mi è piaciuta la giocata che ho fatto. Devo giocarlo prima light up, tanto comunque avevo le terre per giocarlo. Volevo giocarlo con spettacolo e l'ho pagata. Solo non fa niente. Croxa. Noi ce lo giochiamo. Vediamo se ha dei counter. Può essere. Eccola là. Che palle. Niente. Però ha due carte in mano comunque. Adesso tre che ha pescato. Però. Vediamo. Per il momento non sono minimamente preoccupato. Lui non fa niente, lui comunque ha counter. Ok, un altro share. Allora, l'esempio di prima, porca miseria. Che bello. Adesso devo rischiare. 1, 2, 3, 4. Piuttosto faccio così. Non mi rischio l'Urus perché se me lo counter adesso sono cazzi. Vediamo se counter anche questa, può essere. Ho fatalità scenario dei due scettri.
senza un istantaneo, porca miseria. Solito culo come indiano. È una carta rischiosa, però ok, non l'abbiamo. Ok, facciamo un danno. E ok, abbiamo tante terre. Mano orrenda adesso, è vero che ha 8 e 17, però bisogna capire cosa ha lui. Lui ovviamente, secondo me lui ha dei counter in mano, ma non li gioca per i pezzi grossi ovviamente, e giustamente. No, il censore di volo, questa è brutta, questa è brutta. Non una carta, si tiene i due liberi, la merdina. Chiaramente non counter. E adesso si rischia. Ma preferisco. È una giocata un po' rischiosa secondo me. No, non countera, ok. Adesso scarta una carta. Il problema del censore di Boros è che se io gli faccio 3 danni, cioè lui muore, però li rifà a me. Quindi è una carta fastidiosissima. Vediamo cosa scarta. Ok. Va bene. Esempio, lui mi attacca con la 3-3, faccio 6 danni e me li ripiglio. È veramente brutta. È veramente, veramente brutta. Ok, una terra, questo è positivo. Allora, ottiene il counter per l'Urrus o non ce l'ha, nel senso che sì, ok, grazie. Sicuramente ho scoperto l'acqua calda, però eh, io purtroppo mi sono anche esiliato carte, quindi l'Urrus comunque in questo momento non mi serve a niente per la sua abilità. Certo lui non può attaccare però perché se attacca perde. Infatti, ovviamente. Ok. La giochiamo senza spettacolo, prodezza. Dammi qualcosa di buono, dammi due bei istantanei, stronzi. Cioè, ma si può aver più sfiga? Babini. Eh. Non mi fido di attaccare perché è vero che se para distrugge, però mi becco 6 danni e la perdo anch'io, quindi non posso attaccare. Ma zio, ok. Ma un fulmine è vietato? Qua mi fa 2 danni. Più 3 a me. Ottimo. Ovviamente non attacca. Eccolo qua. No, aspetta. Eh. Non credo, per carità posso farne un altro perché ne ho due. Adesso so se arriva questa è fatta, è fatta. Arriva lo scettro, bum bum bum. Ci prendiamo fulmine, tappiamo due, la castiamo, gli facciamo i 3 danni.
Benissimo, se lui fa 3 danni a me, li farà a me ovviamente. Benissimo, cioè in realtà non proprio bene, ma ok. Pu, pu, pu. Noi siamo arroganti, quindi rischiamo. Ok. Adesso possiamo mettere, c'è l'Urrus. Mettiamo la creatura con rapidità. Mettiamo la terra. E si vince, signori, perché io attacco. Lui... no, in realtà no, non è detto perché, devo vedere cosa scarta. Non diciamo cazzate adesso. Però, insomma, deve succedere un cataclisma, sinceramente, per perdere, ecco. Come sempre, quante volte ho questa combo che vado, che lo porto a uno. Io c'ho anche però fulmine qua, che se dovessi distruggermi le creature, comunque ho quella. Io penso che al 99.9 periodico o concede o vinco comunque il turno dopo. E infatti, cioè, avete visto comunque la forza di questo mazzo. Per carità, ho avuto la fortuna di trovare comunque un avversario non impossibile, però insomma è andata. Ok, seconda partita, scegliamo il compagno. Mi è capitato anche di non sceglierlo, vaneggi assurdi. Comunque volevo sempre ricordare che gioco anche le partite al meglio delle tre, però per il video, per non renderlo troppo lungo e fare due partite, preferisco sempre fare una meglio dell'uno, insomma. Cioè, diciamo che rispetto al meglio delle tre, il meglio delle tre è il mazzo superiore, cioè, su tre partite quasi sempre la meglio, ecco, perché poi con la side puoi giocartela bene. Anche se io ripeto, non sono molto bravo a fare le side, cerco di farle, ma non sono certo un fenomeno, anzi. Il bello e il brutto della partita uno contro uno è che se hai la sfiga del matchup proprio impossibile, la prendi sui denti. Però c'è anche il fattore imprevisto, nel senso che comunque a volte un mazzo sulla carta scarso può farsela proprio perché è una partita secca e quindi tutto può succedere. Io la vedo così, so che anche su questo tanti magari non la pensano come me, che secondo loro è meglio, il meglio delle tre, è chiaro, per un torneo sicuramente. Però anche il meglio di una, secondo me, non è brutto. Perché ripeto, dà questa imprevedibilità che metti un mazzo scarso, ho voglia di farmi un mazzo del cazzo, cioè un mazzo, io per esempio un mazzo modern dinosauri che faremo vedere anche più avanti, che ho fatto un po' di tempo fa, che insomma è un buon mazzo, però è chiaro che sta sotto tantissimi altri mazzi, però ogni tanto vorrei giocarci al meglio di una vittoria, ho la fortuna magari anche di trovare un mazzo non impossibile, o comunque anche un mazzo forte ma che magari quella partita non gira perfettamente, faccio la mia vittoria con i dinosauri, cioè non vedo perché non posso farlo. Secondo me ci sta tantissimo come cosa. E andiamo qua, se facciamo un danno, vabbè, insomma non è proprio il massimo, però dobbiamo pompare lei. Ok, andiamo. Target player, due carte, ok. Mm. Gioca col cimitero questo. Ecco, vedi, per esempio se questo giocatore gioca col cimitero è chiaro che al meglio di una non è il massimo per me, perché mi serve, cioè magari perdo la prima, ma il meglio delle tre con la side posso un po' salvarmi. Questo è Magic, puoi giocarlo come cazzo vuoi. Cioè, per questo amo sto gioco, perché puoi fare quello che vuoi. Vabbè, questo mi toglie le creature. Cosa cioè, mi ha messo in cimitero qualcosa? Ok. Vabbè, insomma, mettermi le cose in cimitero non è proprio una cosa meravigliosa con l'Orrus, però ovviamente non lo poteva sapere il nostro caro amico. Dai, chiaramente solo una ne posso mettere. Veter. Ok. Esiliamo, vabbè, la terra che non ce ne fotte niente. Paghiamo uno e pesco una carta. Così pompiamo anche ancora. Ok.
Una bella terra, però ecco, perfetto, non posso metterla ovviamente. Però per il prossimo turno siamo ben coperti. La prossima possiamo fare l'Urrus e Silofire. Lui è 14. Ho trovato fatalità due mazzi comunque lenti col blu. E questo per me è favorevole. Chiaro che su Magic non si sa mai, basta un attimo. Ok, andata, facciamo un'altra. Ok, terza partita. Scegliamo il compagno. Allora, valutiamo. Si può tenere assolutamente. Cos'è? No, ma che palle. Questa è quella rottura di palle. Quando non fai tornei che possono in un modo o nell'altro porta a concedere casa subito. la vittoria. Perché Malus ci deve essere. Ok. Questa va bene anche questa. Ok, perfetto. Diciamo, ecco, questo non l'ho ancora provato in leghe, diciamo, competitive. Diciamo, ecco, che quando giochi c'è in palio qualcosa, è chiaro che è più dura, però bene o male ho visto che comunque cambia poco, nel senso, io mi tengo un po' conto delle vittorie e sconfitte di ogni mazzo, da quello più stupido a quello più forte. E devo dire che cioè, proprio Magic Online competitivo sotto tutti i punti di vista, cioè qua ho trovato nell'uno contro uno così, ho trovato gente del secondo turno, tac, ciao, con Griselband, cioè veramente, mazzo senza senso, fortissimo, certo è una combo che se non riesce, ciao, però devastante. Comunque, come dicevo, cambia poco, insomma, le vittorie sconfitte bene o male sono quelle, però questa modalità è bella perché mi dà la possibilità di registrare più partite e ciao. Ok. Ok, mono rosso anche lui? Che poi in realtà il mio non è proprio mono rosso, però. Yes. Allora ricacchiamo questa. E questo. Vabbè, lui sicuramente ha un fulmine o qualcosa. Cioè, è impossibile. Infatti, tac. Lui addirittura, cazzo. Guardalo. Bravo. Ok. Però a me va bene, insomma, che può distruggermi tutte le creature che vuole, non è questo il problema. Io qua soffro tanto, magari, ecco, se ci sono planeswalker, creature con volare, quello può essere un grosso problema. Se è sparo contro sparo, perché diciamo, comunque, un po' così. Questo non ha niente, questo tutte rimozioni sicure, tutti i botti che gioca sul mio turno. Allora. Ok. Gioco solo questa, non metto. Vediamo. 3 danni. Va bene. Ci sto. Bella questa partita perché qua sono comunque due mazzi tra virgolette simili. Teoricamente il mio che con il compagno è più forte, però il problema è che in questo momento ho solo due terre, questo sicuramente non ci aiuta. Eccola là. Cos'è? Mazzo. Può essere un mazzo draghi, questo. Perché ce l'ho anch'io. Che palle però non avere. Ok. Ok, sento che avere solo due terre però non mi aiuta. Ok, abbiamo distrutto il Planeswalker, ce lo siamo tolti dai maroni. Qua mi ha fatto 3 danni che non sono da buttare, qua ne abbiamo altri 2. Però ce lo teniamo. Cazzo.
Ok, sacrifichiamolo. Facciamo 2 danni e rimane un -2, se chiaro lui lo strema e me la distrugge. Vediamo. Ok. E dopo lui non stappa, però intanto salutiamo. Certo che 2 terre, però. Questo è un grosso problema. Questo rischiamo di perderla. Pu, 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 pu. Con 2 terre non facciamo molto, eh. Adesso questa non stappa, lui ha 3 carte in mano, anzi 2. Purtroppo... ma che sposa. Ah, Dio mio. Vabbè, togliamo questa. Teoricamente la salviamo. Ma qui abbiamo salvato soprattutto la Soul Scar Mage, la nostra amica. Terre non ne arrivano, zio, ok. Questa con volare è un dito pesante. Non posso fare one mazza. È molto dura adesso, raga, perché comunque forse se ci penso forse potevo toglierli Valkas. Ciao. Questa la perdiamo. Ok. Montagna. No, no, ma sono le 2 terre che purtroppo mi stanno condannando. Ma sacrificare la montagna adesso vuol dire proprio salutare il mondo. Se mi tocca fare così. Abbassiamo Chandra, però ripeto al 90% è andata. Va bene. Ah, 3 danni. Bene. Perdo la creatura. Cioè, ma 2 terre però, signori, che sfiga. Beh, non si può sempre vincere. Sì, sì, cambia poco. Comunque 3 danni me li fa, sono a 6. Sì, sì. Possiamo anche concedere. Niente raga, un saluto dal comandone veneziano. Dai, comunque questo è un gran bel mazzo, con l'aggiunta un po' pazza dello scettro del Cube, che diciamo non è prevista minimamente in nessun mazzo, però voglio sempre un po' personalizzarlo, primo perché mi piace e secondo perché se posso anche togliere delle carte diciamo super costose per mettere delle carte un po' meno costose ma secondo me sempre funzionali si può fare. Questo è il bello di Magic, puoi fare quel cavolo che vuoi. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!